Attenzione, entriamo nella stanza. Vedo subito Davide. Letti. Un bello specchio qua per stasera. Altro specchio, bagno. Doccia. Bella spaziosa. E niente, qua il pezzo forte è un balcone con vista via Baffile. E là in fondo si intravede il nostro amato mare. Comunque ragazzi, come avete potuto vedere, sono a Jesolo, comunque per la precisione, e siamo venuti giù una manciata di giorni così per svago, per cambiare aria, per vedere un po' di scambi culturali. E niente, adesso provo a fare un nuovo format, ossia giorno per giorno ciò che farò appunto in questi 4 giorni. E niente, insomma, questo qua è il vlog del primo giorno e adesso intanto andremo a mangiare e dopo ci rivedremo più tardi. Siamo a pranzo, pizza con frutti di mare e scivola. Ragazzi, guardate, questa è la nostra palestra dell'hotel. Discretamente rifornita, devo dire, anche se purtroppo si muore di caldo. E guardate che vista verso il mare. Oggi per il momento non c'è chissà che gran confusione. E il maltempo di ieri qua a Jesolo ha dato un bel colpo al turismo per ora. Insomma, va bene, diciamo che è più vivibile tutto sommato. Guardate solo la fortuna di questo temporale che si è piazzato proprio davanti al sole. Oh. Le comiche. C'è l'elicottero dei vigili del fuoco che fa avanti e indietro per questo pezzo di spiaggia. Non so, non capisco il motivo, è niente di grave. Ecco a voi Jesolo e via Baffile alle 8 di sera. Ecco qua cari miei, sono le 22 circa e adesso stiamo preparandoci per uscire. Niente, il primo giorno è andato e noi ci vediamo domani per il giorno 2 e adesso devo un attimo decidere a che distanza pubblicare un video dall'altro, però spero che questo esperimento così vi sia piaciuto e appunto del Lido di Jesolo vi saluto e ci vediamo prossimamente.